Prima posso salutare il pubblico? Sì, certo. Good evening, my friends. Bonsoir, madame, mademoiselle et monsieur. Je suis François Militano. Je venu de la France avec amour per voi. Welcome to from to see this wonderful show. Presentato magistralmente da Albert e madame... Come il nome? Come si chiama? Rosalba. Da Albert e da madame Rosalba. Ok. Perfetto. Possiamo cominciare? Sì. Ok. Allora, avvicinati un pochino. Allora, il tuo nome? Io mi chiamo Militano Francesco. Francesco. Quanti anni c'hai? I have 25 years. Vero? No, io ho 70 anni. Va. Complimenti! Diciamo che io... Complimenti, 70 anni! Diciamo che io ho avuto un'infanzia un pochettino poco felice. Sì. Perché motivi di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Poi sono partito militare. Ho avuto la fortuna di essere imbarcato nella nave più bella del mondo, che sarebbe... Vespucci. Come lo sai? Ho fatto il militare anch'io. Qualcuno te l'ha suggerito però. No. Americo Vespucci. Il capitano era capitano di vascello, era campione del mondo di vela, si chiamava Agostino Straulino, che ha vinto le Olimpiadi a Roma molti anni addietro. Ho avuto la fortuna che ho girato mezzo mondo, sono stato a Stoccolma, Helsinki, Oslo, Amburgo, Brest, Cadice, Lisbona, Palma di Mallorca, Bosnia. E sai quante ragazze ho conquistato? Che parlavo un pochettino inglese, li abbindolavo. Hello, you are very nice, do you like me, I like you, eccetera, eccetera. Complimenti. Sa quanti figli avevo in giro per il mondo? Non lo so. Sono ignoti. Questo è un rebus. E poi, dai. Vabbè, allora, Francesco, innanzitutto complimenti per i tuoi 70 anni perché li porti benissimo. Io diciamo che io faccio lo showman. Lo showman. Ti conoscono a Palermo con un nome particolare. Flashman. Come mai questo nome, Flashman? Perché quando sono andato a fare la corrida con Gedi Scotti, ho fatto la corrida, i talenti show, faccio le feste di piazza in giro per tutta la Bulgaria. Quando sono andato a fare la corrida con Gedi Scotti dice ma perché ti chiamano Flashman? Perché io lavoravo, ero un tecnico dell'ENEL, andavo a guardare tutti i lavori dell'ENEL, li guardavo, li scrutavo, li visionavo, dopodiché mi davo un flash, boom! E i lavori si facevano da soli istantaneamente, non c'erano fuori servizi, beccato non esisteva, ci pensavo io a aggiustarli, con un fluido magico li aggiustavo. Per questo dice Flashman. Perché stavi un flash? Sì, un flash. Quindi in un flash tu aggiustavi tutto. Uomo luce, significa Flashman, uomo luce. Quanto tempo è che sei nel mondo dello spettacolo? È da poco. Peccato, perché dovevo cominciare prima, è da 7-8 anni. O dovevo nascere 40 anni dopo, o dovevo cominciare prima. Però la cosa importante, non è mai tardi. Io mi sento, I am the king of song italiano. No, ho scritto una canzone bellissima, sai? This love is very wonderful. Ci ho fatto la base musicale, quanto prima la metterò in e questa canzone annienterà tutte le canzoni italiane perché è bellissima. Esatto. Fra poco allora ti vedremo esibirti. Sì. In qualche tuo talento particolare. Cioè, il tuo talento più forte, il tuo talento più bello, qual è? Cantare. E canto, mi piace perché il palcoscenico mi dà una carica, una certa adrenalina, che divento una star vivente. Anche senza musica tu sai cantare benissimo? Sì, anche a cappella, sì. Adesso faccio qualche esibizione così. Perfetto. La notte di Adamo. Questo lo faccio sentire dopo. Questa era una presentazione per presentarsi ai telespettatori come il nuovo talento. Oh yeah!